Buongiorno ai titoli. A Gela concluse nel modo più drammatico le ricerche dell'uomo scomparso mercoledì che si era allontanato in canoa dalla spiaggia di Macchitella. Il corpo è stato ritrovato oggi al largo del litorale di Manfria. Giorgia Meloni ieri a Palermo, il malaffare troverà davanti a sé uno Stato determinato, così la Premier che annuncia l'arrivo di forze dell'ordine con il supporto dell'esercito. Ha visitato anche il Museo del Presente per svelare la teca con la croma su cui viaggiavano Giovanni Falcone e Francesca Morbillo il giorno della strage nel 92. A Palermo azzerata la banda dei Kalashnikov che da mesi terrorizzava i commercianti, 22 gli arresti, gli ordi partivano dal carcere, brucia tutto, anche la Sicily by Car nel libro mastro delle attività da colpire. A Trapani si offre di ripulire un terreno dalle sterpaglie, ma muore tra le fiamme che lui stesso aveva appiccato, accaduto a Marsala in contrada Paolini. A Sicilia 24 lo strazio della figlia che ha assistito all'omicidio del padre, assassinato in strada a riposto dal fratello. Il mostro era in giro, i carabinieri sapevano che era pericoloso, dice. Intanto è stato convalidato il fermo dell'omicida, l'autopsia sulla vittima domani. In arrivo un'ondata di caldo africano che farà salire le temperature oltre i 40 gradi. Oggi a Palermo bollino arancione per il rischio incendi. Calcio, il Catania al lavoro al Nassimino per la prima fase della preparazione precampionato e da oggi inizia la campagna abbonamenti. Primi allenamenti anche per il Palermo che in Trentino prosegue l'avvicinamento alla nuova stagione che per il difensore Bani deve essere quella del riscatto. Buongiorno, benvenute e benvenuti. A Gela concluse nel modo più drammatico le ricerche dell'uomo scomparso mercoledì che si era allontanato in canoa dalla spiaggia di Macchitella. Il corpo è stato ritrovato oggi al largo del litorale di Manfria. Sentiamo GR Italia. 5 giorni di speranze, di ricerche senza sosta e di attese che si sono trasformate purtroppo in dolore. Il mare ha restituito il corpo di Anselmo Perna, il 59enne che mercoledì scorso si era allontanato in canoa dalla spiaggia di Macchitella a Gela, facendo perdere ogni traccia. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 19 di ieri al largo della spiaggia di Manfria, ad una decina di chilometri al luogo dal quale era partito con la sua canoa. A recuperare il corpo sono stati i militari della Guardia Costiera che lo hanno riportato al porto rifugio, dove è avvenuto il difficile riconoscimento da parte dei familiari. Per 5 giorni le ricerche hanno impegnato uomini e mezzi della Guardia Costiera, dei Vigili del Fuoco e un elicottero dei Carabinieri. Un dispositivo imponente che ha battuto senza sosta il tratto di mare nella speranza di trovare il canoista ancora in vita, ma con il passare delle ore le speranze si erano progressivamente affievolite. Secondo quanto ricostruito, Perna era uscito in canoa mercoledì in un momento in cui il mare si presentava piuttosto agitato e le condizioni meteo marine non erano favorevoli, un elemento che potrebbe aver avuto un ruolo determinante nella tragedia, anche se saranno gli accertamenti a chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Con il ritrovamento del corpo si chiude una vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso un'intera comunità, lasciando spazio soltanto al dolore dei familiari e di quanti fino all'ultimo avevano sperato in un epilogo diverso. Giorgia Meloni ieri pomeriggio a Palermo, nel giorno in cui la direzione distrettuale antimafia aveva stretto il cerchio intorno alla mafia del pizzo. Il malaffare troverà davanti a sé uno Stato determinato, dice, che agisce. Così appunto la Premier annuncia altri fondi e l'arrivo di forze dell'ordine con il supporto dell'esercito. Maglio Viola. È chiara e diretta la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni oggi a Palermo, proprio nel giorno in cui i carabinieri stringono il cerchio intorno agli uomini del racket del pizzo che da novembre sono tornati a terrorizzare la zona nord-ovest della città e l'immediata provincia. La Premier, arrivando in città, aveva deposto una corona di fiori alla stella di Capaci in autostrada sul luogo che ricorda la bomba che uccise Giovanni Falcone, Francesca Morbillo e gli agenti e la loro scorta. Poi è arrivata in prefettura, dove ha presieduto il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il messaggio deve essere chiaro: lo Stato c'è, non lascia sole le persone per bene, quelle che ogni giorno si rimboccano le maniche per creare ricchezza e lavoro in questo territorio. In seguito ha annunciato la possibilità di dispiegare anche unità dell'esercito, modificando le leggi che regolano l'operazione Strade Sicure per sostenere le forze dell'ordine e l'arrivo di ulteriori risorse economiche. Ai 9 milioni di euro che sono stati già assegnati a Palermo e ai comuni dell'area metropolitana se ne aggiungeranno altri 6 e sono chiaramente risorse molto preziose che servono a finanziare i progetti
di sicurezza urbana e di potenziamento dei presidi sul territorio. Dopo il comitato, Meloni è andata a Palazzo Jung, dove ha scoperto la teca con la croma bianca su cui viaggiavano Giovanni Falcone e Francesca Morvillo il 23 maggio del 1992, che resterà esposta al Museo del Presente della Fondazione Falcone. Il testimone di Giovanni, il testimone di Paolo non è caduto, è saldo nelle mani delle istituzioni, rappresenta un giuramento quotidiano che va, dal mio punto di vista, onorato con i fatti. Al termine della cerimonia in serata, la Presidente del Consiglio partirà direttamente da Palermo per il Qatar, diretta a Doha, dove parteciperà ai funerali dello sceicco Al Thani programmati per la giornata di domani. Lo sentivate nel servizio, operazione antipizzo a Palermo, anche la Sicily by Car nel libro mastro delle attività da colpire con minacce estortive, ordini dal carcere e attentati programmati. L'inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Palermo ha portato a 22 fermi, 7 dei quali già in carcere, e ricostruisce la strategia del gruppo finito nel mirino degli investigatori. Roberta Lunghi. C'era anche la Sicily by Car dell'imprenditore Tommaso Dragotto tra gli obiettivi del gruppo finito al centro dell'operazione antimafia della DDA di Palermo, che ha portato al fermo di 22 persone, 7 delle quali già in carcere, accusate a vario titolo di associazione mafiosa, estorsioni e traffico di droga. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la sede di Carini dell'azienda sarebbe stata inserita nel libro mastro delle estorsioni, un elenco di attività commerciali da colpire con le relative somme richieste. Al centro dell'inchiesta la figura di Salvatore Verga, che per l'accusa era in grado di gestire gli affari dal carcere di Trani, impartendo ordini attraverso telefoni cellulari introdotti illegalmente nella sua cella. L'importante è che bruci tutto, la frase simbolo intercettata nelle comunicazioni. L'analisi dei telefoni sequestrati avrebbe consentito infatti ai carabinieri di ricostruire l'intera sequenza, dagli ordini impartiti dal carcere al reclutamento degli esecutori fino al furto dell'auto utilizzata per l'attentato e al pagamento del compenso, 400 euro per incendiare un'attività commerciale, 200 per rubare il mezzo destinato agli attentati. A completare il quadro investigativo le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia che ha riferito dell'esistenza di un presunto arsenale di armi fatte arrivare dalla Puglia. Per il ministro dell'Interno Piantedosi l'esito dell'operazione conferma la presenza dello Stato e rafforza la fiducia dei cittadini. Il presidente della Commissione regionale antimafia, Antonello Cracolici, ha invece richiamato l'attenzione sul problema dell'introduzione dei cellulari nelle carceri. Apprezzamento anche dal presidente della regione Renato Schifani e dal sindaco di Palermo Roberto Lagalla. L'operazione è stata accolta con favore anche dagli imprenditori colpiti dal racket. Andiamo a Trapani, si offre di ripulire un terreno dalle sterpaglie, ma muore tra le fiamme che lui stesso aveva appiccato. È accaduto ieri mattina a Marsala, nel trapanese, in contrada Paolini. Laura Spanò. Aveva 77 anni Vito Puleo, l'uomo che nella tarda mattinata di ieri è morto a seguito delle gravissime ustioni riportate in un incendio di sterpaglie in contrada Paolini a Marsala. L'uomo di buon mattino aveva iniziato a bruciare le sterpaglie in un piccolo appezzamento di terreno di proprietà di un parente. Non era la prima volta che eseguiva tale intervento, aveva preso tutte le precauzioni, ma ieri qualcosa non è andata per il verso giusto. Forse a causa del repentino cambio del vento, Vito Puleo a un certo punto non è riuscito più ad avere ragione delle fiamme, che si sono trasformate in una trappola mortale. L'anziano ha anche tentato di scappare, di mettersi in salvo. Le grida di Puleo hanno fatto accorrere il proprietario del terreno, che è intervenuto e ha tentato con ogni mezzo di sottrarre Puleo alle fiamme che già lo avevano avvolto. Un tentativo vano il suo, che ha subito ustione alle mani. Da Palermo ieri è arrivato il nucleo investigativo antincendi dei Vigili del Fuoco, che ha lavorato con gli investigatori della polizia per tutta la giornata. La zona è stata transennata per dare la possibilità alla scientifica di eseguire i rilievi. Il corpo di Puleo è stato trasferito all'obitorio. Non è escluso che il magistrato disponga l'autopsia per fugare ogni dubbio. Siamo tornati a riposto dopo l'omicidio di Lino Guerrera, l'assassinato in strada dal fratello. Parla la figlia della vittima. Il mostro era in giro, i carabinieri sapevano che era pericoloso. Sentiamo Tonino De Mana. All'improvviso vedo che lui si avvicina al mostro. Mio padre mi dice: Marica, vattene a casa. Io ho detto no, non me ne vado. E allora ho visto che lui sfilava il coltello davanti alla bottega della frutta e ho corso verso di lui. Non so dove mi è venuto questo coraggio. Io volevo salvare mio padre, non volevo farlo arrivare da mio padre.
Sono andata sopra di lui che mi ha tagliato, mi ha spinto, mi ha strattonato, sono piena di lividi. È lo straziante racconto di una tragedia annunciata, la voce rotta, il volto segnato dal dolore. Marica, figlia di Lino Guarrera, imprenditore ittico assassinato dal fratello a colpi di taglierino a riposto, non si dà pace ed invoca giustizia. Il mostro era già andato dai carabinieri un paio di giorni fa, qualche giorno fa, a preannunciare che avrebbe fatto una tragedia, una strage. I carabinieri, il maresciallo è andato da mio padre, l'ha informato e ha detto: a Natale stai attento, che tuo fratello ha brutte intenzioni. Mio padre ha solo risposto: maresciallo, io che devo fare? Sono qui tutti i giorni a lavorare. Ha cercato in tutti i modi di salvare il padre dalla furia omicida dello zio Giovan Battista Guarrera, è corso in pescheria ma non ha potuto evitare la mattanza familiare. Restano le ferite sulle mani ed un inconsolabile dolore. Ha chiamato a casa mia mamma e ha detto: c'è mio fratello che fa come un pazzo, sicuramente succederà qualcosa, chiama i carabinieri, perché mio padre non li chiamava. A terra in via Federico Cafiero, teatro dell'uccisione, c'è una piantina, mentre davanti alla pescheria che s'affaccia sul lungomare c'è un via vai di persone che si fermano, guardano e ricordano Lino, definito uomo buono ed instancabile lavoratore. La salma è stata trasferita all'obitorio del Policlinico di Catania, dove nei prossimi giorni verrà eseguita l'autopsia. E resta in carcere Giovan Battista Guarrera, che sabato ha ucciso il fratello fuori dalla pescheria in via Duca del Mare, a riposto. Conferiti gli incarichi ai medici legali, mercoledì l'autopsia sul corpo della vittima. I finanzieri di Catania hanno arrestato un corriere della droga con 2 kg di eroina. L'uomo, originario di Gela, è stato fermato al casello di San Gregorio e al posto di controllo il conducente ha mostrato segni di nervosismo che hanno insospettito i finanzieri. Da un controllo in un vano nascosto all'interno dell'intercapedine del paraurti posteriore dell'auto, trovati 4 panetti di eroina messa in commercio. Al dettaglio la droga avrebbe fruttato 500.000 euro. E adesso vediamo a Messina, dove i carabinieri e polizia hanno arrestato 2 pregiudicati per la rapina nel supermercato Famila di Via Bonino. Sotto la minaccia di un taglierino, uno dei rapinatori si era fatto consegnare 500 euro dell'incasso della mattina e poi era fuggito a bordo dell'auto guidata dal complice, entrambi appunto arrestati. Un 38enne albanese è stato arrestato per tentato omicidio dopo aver accoltellato un connazionale al culmine di una lite ad Aci Bonaccorsi nel Catanese. Sentiamo Roberta Lunghi. È stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio il 38enne albanese ritenuto responsabile dell'accoltellamento di un connazionale di 34 anni avvenuto ieri pomeriggio ad Aci Bonaccorsi all'interno di un chiosco bar. Decisivo l'intervento di 2 carabinieri liberi dal servizio che, dopo aver sentito le urla dei passanti, sono riusciti a bloccare l'uomo mentre tentava di fuggire. Secondo la ricostruzione dei militari, l'aggressione sarebbe maturata al culmine di una lite per futili motivi. Il 34enne sarebbe stato raggiunto da diversi fendenti al torace, all'addome, al collo. La vittima è ricoverata in prognosi riservata in un ospedale catanese, ma non sarebbe in pericolo di vita. Durante il sopralluogo i carabinieri hanno recuperato un coltello a serramanico con tracce di sangue, ritenuto l'arma utilizzata nell'aggressione. Il 38enne è stato trasferito nel carcere di Catania, Piazza Lanza. In arrivo anche in Sicilia un'ondata di caldo africano che farà salire le temperature oltre i 40 gradi. Oggi a Palermo allerta arancione per il rischio incendi. Emanuela Corsi. La Sicilia si prepara a vivere una delle settimane più calde dell'anno. Una massa di aria calda proveniente dal deserto del Sahara si sta stabilizzando sul Mediterraneo centrale, determinando così una severa ondata di calore che colpirà l'intera isola a partire dalle prossime ore. Nel corso della settimana, in particolare da mercoledì, avremo delle temperature massime che lungo le coste si attesteranno tra i 33 e i 36-37 gradi, però accompagnate da alti tassi dell'umidità relativa, mentre sulle aree interne si toccheranno picchi anche di oltre 40-42 gradi, in particolare sulla piana di Catania, sulle aree più interne del Nisseno, dell'Agrigentino, del Palermitano. Temperature roventi di giorno, ma anche notti tropicali, con la colonnina di mercurio che non scenderà sotto i 26 gradi. Il caldo ci accompagnerà fino al fine settimana e probabilmente per una svolta dovremo attendere l'inizio della prossima settimana.
Massima allerta per il rischio incendi. Già nelle scorse ore alcune zone dell'isola sono state colpite dalle fiamme alimentate dal vento di scirocco. La provincia più flagellata è Palermo, dove i roghi hanno interessato la macchia mediterranea e le campagne di Montelepre, Roccapalumba, Castronovo di Sicilia, Prizzi, Partinico e Villafrati. Nel catanese fiamme in un'area compresa tra la zona industriale e Vaccarizzo. Roghi anche a Siracusa, nel centro abitato, in viale Santa Panagia e in via Antonello da Messina, evacuate alcune abitazioni. Ci fermiamo, una breve pausa, poi a Catania per il confronto tra i commercianti e l'amministrazione sulla questione Deor. Catania, confronto tra gli associati di Confcommercio e l'amministrazione comunale sul nuovo regolamento dei Deor. I ristoratori chiedono controlli anti-abusivismo, meno burocrazia e parcheggi. Luca Ciliberti. Un confronto schietto diretto tra i ristoratori e l'amministrazione comunale per smussare gli angoli e trovare nuovi punti di incontro. L'occasione è il tavolo organizzato da FIPE Confcommercio sul nuovo regolamento dei Deor, approvato in Consiglio Comunale lo scorso 23 giugno. Ma la discussione gira subito sullo stato dei pubblici esercizi in città, con imprenditori costretti a inseguire i clienti, divincolandosi tra i problemi di sempre: burocrazia, parcheggi e controlli. Tutto si basa su una ricerca di equilibri che stiamo trovando, e noi continuamente ci confrontiamo con la città, con le associazioni di categoria, con chiunque ci può dare un contributo, perché non abbiamo la pretesa di essere dalla parte della ragione. Eppure quello dei Deor, che di fatto non sono altro che gli spazi all'aperto che consentono ai locali di ampliare la superficie commerciale, è un tema affrontato da anni. Nella giungla di verande, tettoie e ombrelloni improvvisati, l'amministrazione ha voluto mettere dei punti fermi. Oggi i ristoratori chiedono soprattutto controlli puntuali e precisi. Per esempio, io vi dico, uno dei tanti chioschi o i panifici che mettono i tavoli fuori, naturalmente non viene più tollerato, e allora questo l'amministrazione l'ha capito, e speriamo che avremo una serie di leggi uguali per tutti. Non è un'azione repressiva, è un'azione di controllo, laddove poi la sanzione diventa lo strumento per esigere il rispetto della regola violata. Questo è inevitabile che accada in qualunque consesso urbano, in qualunque consesso civile. Sulla pedonalizzazione di Piazza Castellursino poi l'amministrazione non torna indietro. Se qualcuno pensa che noi possiamo tornare alla sosta selvaggia, che noi possiamo tornare ai parcheggiatori abusivi, alle persone che impennavano, ai ragazzini che impennavano sulla piazza, per non dire attività criminali ancora peggiori, su questo mi troverà sempre ostile. Enzo Iacchetti si racconta a Modica presentando la sua autobiografia, 25 minuti di felicità tra emozioni, successi, un filo di malinconia. Veronica Barbarino. Il padre lo sognava ragioniere, ma lui voleva vivere di musica e comicità. E così è stato. Enzo Iacchetti si racconta a Modica, ospite del Festival Letterario Scenari. Con il suo stile ironico e irriverente ha presentato la sua autobiografia. Dal titolo 25 minuti di felicità, con ironia, emozione e voglia di guardare avanti, mostra come dietro ogni sorriso si nasconda una storia da raccontare e un sottile filo di malinconia. La malinconia fa parte della creatività. Se fai un lavoro creativo e magari non ti viene nulla di creativo, diventi malinconico, allora cominci a osservare le cose e con un po' di sentimento tutto diventa più semplice. Nel libro trovano spazio le grandi soddisfazioni della carriera, ma anche le cadute, affrontate e superate con la tenacia di Rocky Balboa. Ci sono gli affetti più cari, gli amici, gli amori, la passione per la politica, sempre dalla parte dei più deboli. E tra i ricordi più divertenti raffiora anche l'esperienza al Maurizio Costanzo Show, con le celebri canzoni corte, diventate uno dei suoi marchi di fabbrica. Io faccio la canzone, incomincia qua, e prima o poi arriverà a metà. Inevitabilmente, inesorabilmente, a un certo punto la canzone finirà. In questo caso è finita già. Un libro che invita a vivere ogni minuto con autenticità, perché anche se il tempo a disposizione è solo mezz'ora di fronte all'immensità dell'universo, può essere sufficiente per lasciare un segno. Breve pausa, poi la pagina dello sport con il calcio. Parte oggi la campagna abbonamenti del Catania e il Palermo continua il suo ritiro in Trentino.
la nuova campagna abbonamenti del Catania al Massimino, secondo giorno di ritiro, Casasola ad un passo dal Brescia. Sergio Colosi. Si chiama Essere Catania e richiama impegno, serietà e lavoro con il cuore per vincere. È la nuova campagna abbonamenti del club rossazzurro che si concluderà a settembre. I prezzi sono i seguenti: curve 150 euro, tribuna B 300, tribuna A 480, tribuna Elite 750 e sostenitore 1500. Il costo dei biglietti prevede le curve a 16 euro, tribuna B a 30, tribuna A a 45 e tribuna Elite a 75. Con l'abbonamento si risparmia fino al 60% rispetto ai singoli biglietti. Da oggi al 3 agosto diritto di prelazione per gli abbonati che vogliono confermare il proprio posto o cambiare settore. 5 e 6 agosto per chi vuole modificarlo e dal 7 agosto vendita libera. Può essere sottoscritto online ai botteghini dello stadio e presso i punti vendita della rete Ticket One. Indispensabile la carta Ui Catania. Prezzi scontati oltre agli abbonati dello scorso campionato anche per donne under 18 e over 65. Per gli under 12 invece un abbonamento al costo di 30 euro in qualsiasi settore. Per il Catania secondo giorno di allenamento al Massimino, assenti Chiarella, Bocic, Aloi e Casasola, quest'ultimo vicinissimo al Brescia. Beters svincolato ha firmato con il Savoia. Per Cicciarelli si registra un interesse del Pescara. Sui nomi già noti si intensificano i contatti con Salernitana, Crotone e Cosenza per rinforzare l'organico. E prosegue la preparazione del Palermo in ritiro. Per Bani deve essere la stagione del riscatto. Sul mercato fase di stallo per Rao. Marco Gullà. Prosegue il lavoro del Palermo in Val Gardena con il tecnico Inzaghi che prosegue col gruppo a disposizione alle prove tecniche del suo nuovo 4-2-3-1. Tra palestra e allenamenti più intensi, la squadra rosanero scioglie i muscoli e lavora per provare ad essere protagonista nel prossimo campionato di Serie B. È normale che crei delle aspettative, come è giusto che sia per una squadra importante come il Palermo, quindi ne siamo consapevoli, vogliamo fare un campionato molto importante, secondo me, comunque come abbiamo fatto anche l'anno scorso, cercando di migliorare quello che abbiamo fatto, perché a quanto pare non è bastato, come dimostrano i fatti, quindi sappiamo bene quali sono gli obiettivi nostri e quelli della nostra gente e siamo pronti, ci prepareremo per quello e insomma siamo convinti di tutto ciò. Mercato, i tempi potrebbero allungarsi per Rao che andrà in ritiro con il Napoli dal 17 luglio e verrà visionato da Allegri. Il Palermo resta fiducioso, consapevole del fatto che dovrà pazientare ancora un po'. Per Compagnoni invece c'è un'intesa con il Venezia. Per il ruolo di centravanti resta il gradimento del club rosanero per Moreo, tra l'altro molto gradito a Inzaghi. Il Pisa però vorrebbe le Duaron. Uscite, Corona è destinato alla Virtus Entella, Di Bartolo all'Altamura, mentre su Vacic c'è l'interesse di Vicenza, su Tirol e Padova e poi anche Sampdoria. Sugli altri esuberi il mercato resta in stallo. È tutto, la prossima edizione alle 14. Grazie per l'ascolto e buona giornata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.